Wait. Buonasera a tutti, sono Pulcinella e come al solito sono il primo ad arrivare e il mio amico Arlecchino sta sempre in ritardo. Cosa? È già arrivato? È già passato? E dove sta? Mi sta cercando? Allora vado a cercarlo anch'io. Arlecchino, dove sei? Arlecchino, Pulcinella, ho sentito la voce di Pulcinella, sono qua. Dove sei? Vieni qua. Pulcinella, Arlecchino, Pulcinella. Uia che paga. Mamma mia che botta. Uia. Aio. Uia. No! Che spavento! Oh, che paura che c'era un mostro! Pulcinella, che c'è? Eri tu! Certo che ero io! E tu eri tu! Arlecchino, dobbiamo fare la presentazione! Arrivo! Pronti? Dove sei? Qua. Allora aspetta, vengo giù! No, vengo giù! Vieni giù! Arlecchino, che facciamo? Giochiamo a nascondino! 1, 2, ma che nascondino? La presentazione! Sono Arlecchino Bacon, orco di una riccia e sordo di un occhio. Aia che paga! E io sono Pulcinella, pane, amore e mozzarella. Io sono il più simpatico di tutta la compagnia. E io sono più furbo di tua zia. Faccio 100 capriole. E io gioco con le parole. Conto sempre fino e 3. Per. Au! Ma ti sei matto! Se non stai zitto, ti do una bella cioccolata. Pulcinella, a me non piace la guerra. E allora, tutti giù per terra. Il mio amore c'è Colombina. La mia si chiama Teresina. Facciamo divertire tutti quanti, grandi, piccoli e lattanti. E allora andiamo subito a cominciare. Sì, ma prima un bel applauso si dovete fare. Grazie. Sapevo. Allora vi do subito la risposta. Chiamerò qui la mia servetta, che sarà anche la mia futura sposa, Colombina, e vi dirà lei chi sono io. Colombina? Colombella? È proprio bella. Ma dove sei cacciata? Colombaccia? Oh, eccomi, stavo preparando la colazione. Oh, che brava! Attente di tutti quanti? Sempre lei, signor Sacripanti, brava. E diglielo, chi è il più forte di tutti quanti? Sempre lei, signor Sacripanti, bravissima. E guarda quante belle signore, quante belle mamme, guardale, diglielo, chi è il più bello di tutti quanti? Non me lo ricordo, signor. Come non te lo ricordi? Come non te lo ricordi? Guardami bene. E allora? Papà che parla? Di qualcosa? Cambiamo discorso. Guarda questi bambini, diglielo a questi bambini. Chi è il più simpatico di tutti quanti? Arlecchino e Pulcinella. Cosa ha detto? Non ho capito bene. Non sono mica sordo, Ma perché serve loro? Perché portano gioia e allegria e hanno un segreto che arriva al cuore della gente. Un segreto che io non ho? Perfetto, cari bambini e bambine signori, oggi qui a Mogliano quel segreto diventerà mio. Io glielo compro, No, hai ragione. No, non spendiamo soldi inutilmente. Io glielo rubo. Avete ragione, è troppo pericoloso. Sapete cosa faccio? Io li farò sparire dalla faccia della terra, perché se non l'avete capito, sì, mio, tutto mio, comando io, mio! Antipatico, prepotente, puttolete. Avete sentito come mi tratta? Povera me, non ne posso più. Ma adesso ho messo in pericolo Arlecchino e Pulcinella, ma perché non imparo a tenere la bocca chiusa? Li devo subito avvisare, ma per avvisarli devo uscire di qui. Speriamo che non mi veda. Fermala! Tu non vai da nessuna parte, tu te ne vai in camera tua e tu da lì non ti muovi. E adesso ci penserò io ad Arlecchino e Pulcinella, vedrete quel... Come no, quel segreto sarà mio, a costo di vendere anche la mia anima, a costo di vendere...
Ah, oh, e va bene, l'avete voluta voi. Adesso ho un'idea. Vado a ragionarci e poi a costo di vendere anche la mia anima al diavolo, quel segreto sarà mio, perché tutto è mio. Comando io! Mio! 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 Siete diventati bianchi come il latte? Vi siete presi uno spavento, così spavento che vi siete fatti anche la cacca addosso? Non vi siete fatti la cacca addosso? Strano! Sento una scusa. Va bene, se non vi siete fatti la cacca addosso vi faccio fare la pipì addosso. Oh, c'è poco da ridere, vi nascondo qui sotto, uscirò con un urlo tremendo che scappate tutti a casa. Liberiamo la sagra, liberiamo la festa, liberiamo la piazza, non vi voglio più vedere. E uno, paura, e due, preparatevi quei pannolini. 2 e mezzo, cioè 2 e 3/4, paura, 2 e 3/4, 3/4, 3/4 e 3. Ho finito la carica. Ho finito la carica. Ah! Vi siete spaventati? Ma neanche un po'? Ma neanche un po'? Ma che rabbia che... Ma cosa succede? Cos'è tutto sto baccano? Devo conseguire... Cosa? Cos'è sta roba qua? Un nuovo monumento. Ehi, scusi. Ehi. Sì. E cosa ci fa qui? Mi ha chiamato lei? Come l'ha chiamata io? Ha detto, venderei la mia anima al diavolo, pronti qua. E per cosa? Ma come per cosa? L'ha detto lei? Lei vuole il segreto di Arlecchino e Pulcinella? Certo! E allora fatti chiari amicizia lunga. Lei mi vende la sua anima e io le faccio avere il segreto di Arlecchino e Pulcinella. La mia anima? Tanto la mia anima non vale per niente. Affare fatto, voglio Arlecchino, voglio Pulcinella, voglio il segreto. Qui l'affare vero lo faccio io. Comincerò subito con Arlecchino, ma voi bambini e bambine mi raccomando, tenete la boccaccia chiusa. Ho detto fate silenzio. Perché non state zitti? Oh, poveri genitori di cagare. Oh, poveri. Spostato. Fermo qua cuscino, prendo la rincorsa e vi faccio... No, non capisce niente. Fermo qua, che io prendo la rincorsa e... Ma sei seminista qua. Cuscino, fermo là. Ah, ragazzi, ho capito. È un cuscino moderno, gli hanno messo dentro il chip e questo fa quello... Guarda che un fenomeno. Vieni qua. Torna, vieni qua, seguimi. Guarda che bello. Vieni qua e adesso buonanotte. L'ho chiamato. Buonanotte. No, quando io dico buonanotte devono rispondermi tutti, anche quelli sopra i 18 anni. Prima io, poi voi. Sì. Buonanotte. Soldi d'oro. Spaghetti con pomodoro. E fa tutte così. Che scusa, Arlecchino, usa via tu. Oh! Ma che spuscione, Ma cosa ha mangiato questo? È passato per lo stand dei fagioli. Arlecchino, io sono il diavolo. Vai. Come va là? Arlecchino, io sono il diavolo. Adesso mi sono stancato, sa. Oh mamma, mi scappa la cacca. Oh mamma, mi scappa piscina. Mamma, scappo sul piscina. Guarda che sciocco, sembra uno struzzo. Vieni fuori. No, grazie, sto ben qua sotto. Ho detto vieni fuori, no, sto ben qua sotto. No, vieni fuori che mi... Mi è scappato. Ma adesso
lo prendo. In battoccio, orbo di narice e sordo di nosso. Aia! Senti Arlecchino, io sono il signor Sacripanti. Ah, buongiorno sulla Cassapanca. Ma che Cassapanca? Ho detto, sono il signor Sacripanti. Ah, buongiorno sono Scaldabanchi. Ma che Scaldabanchi? Saranno questi che scaldano i banchi, non certo io. Ho una posizione, eh? Senti Arlecchino, te lo dico per l'ultima volta. Guarda il labiale. Sacripanti. Che scusate mia. E allora, ho capito. Senza i guanti, ma senza guanti, senza calzetti, ma cosa dici che manca il sangue? Stai zitto! Arlecchino, io voglio sapere solamente una cosa, che ora mangiamo qua. Ma cosa c'entra? Adesso stai zitto! Bravo, pesce fritto, ma che pesce fritto? Ma che questo mi fa diventare matto! Non mi piace il gatto, ma che gatto? Arlecchino, adesso basta! Bravo, pasta e fagioli, ma che pasta e fagioli? Arlecchino, io voglio sapere una cosa, voglio sapere qual è il tuo segreto. Il mio segreto? Sì. Guardi, signore, il mio segreto è così segreto che non conosco neanche a me. Tu mi stai prendendo in giro davanti a tutta questa gente, ma ti rendi conto? Io adesso mi sono proprio arrabbiato. Se non parli ti chiudo nella cantina buia. No, la cantina buia no, che sei in pantegani i ragnassi dentro la cantina buia. No, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì. Oh, sembra una tosta. Stai giù! Dillo forte. Giovanni, da dove chiami? Come la De Filippi fa sempre così. Come ti chiami? Da dove chiami? Perché chiami? Di dove sei? Dove abiti? Mogliano? Vicino al Veneto? Bravo. A Giovanni dimmi che è successo, che è capitato. Arlecchino non lo chiusi in cantina. Ma state scherzando? È stato rapato? È stato rapito? Avete chiamato i carabinieri? Avete chiamato i pompieri? Avete avvertito il presidente della Proloco? Avete chiamato me? È vero, bambina, puoi abbassare la mano tu adesso. Sì, tu, brava, ecco, finito. Allora bambini, è vero, avete chiamato me e io vado a aiutare Arlecchino e voi aiutate me perché l'unione fa la forza. Cosa? Ci sta anche il diavolo? Mannaggia! Bambini, ho un'idea! Vado a prendere una candelina e poi scendiamo giù in cantina. Vado, la prendo e torno. Prendo l'accendino e l'accendiamo. Quindi ho impegnato la candela. Ho capito, la paura mi fa schifo. Ah! Chi è stato? Tirate fuori la candela! Furbacchioni, chi è stato? Il fantasma? Era pipì. Si chiamerà Popò. Pipì Popò. Mamma, muoio! Ho capito, ma io sono morto, quindi lo spettacolo è finito, ciao. Potete andare a casa, sono morto. Sono morto. Sì che sono morto. Saprò io se sono morto? È vero, bambini, le teste di legno non muoiono mai. Mi è venuta una bella idea. Facciamo così. Voi fate l'ululato del fantasma. Lui pensa che siate tutti i suoi cugini, viene fuori. Ma non sapete fare l'ululato del fantasma? Fatemi sentire. Sembrate le mucche al pascolo. No, ve lo spiego io. Prima io, poi voi. I bambini sono tutti promossi. Adesso bambini, voi fate silenzio, sentiamo solo il segreto, certo che lo voglio. E allora faccia così, guardi il cielo, conta le stelle e ci arriverà il nostro segreto tra capo e collo. Dove scusa? Proprio qua. Qua. Cosa fai la papera? Mettiti là e poi a te se non funziona. 1, 2, sa contare fino a 2, stai zitto.
1, 2, 3, la Peppina, fai 4, 5, 6, un bel somaro, 7, 8, asino cotto, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah no, scusate, c'era un'altra, 21. E adesso lo buttiamo lontano, lontano, lontano. E 1, e 2, e 3! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Poi, ma adesso ci sta la televisione. Tutte le belle storie finiscono con un bacio. Sì, ma mi vergogno davanti a tutti, scusa, Bambini, siccome questa non sia televisione, non è il Grande Fratello, neanche sua sorella, neanche l'isola dei stupidotti, che si quante altre porcherie che vi fa avere, no? Mettetevi le mani davanti agli occhi che do un bel bacio con Bambina. E voi due seduti qua davanti, se no dietro non ci vedono. Oh! Oh, sentate! Sei tedesco! Sentate! Strofa di oggi! Vado col bacio! Bacio finale! Bambini, chiudete gli occhi! Vado! No, 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 che mi emulsione umana. Bambini, un'ultima domanda. Glielo do di qua o glielo do di là? Di qua, vado.